Annullata. Ho visto un Opel Corsa, ragazzi, ho visto un Opel Corsa, quello di Leone, Rocco Armando Leone con Giovanni Di Giuseppe della Rubicone Corse. Finale, tu che sei un artista statistico, caro Alessandro, 77 iscritti non si vedevano al Salento da un parecchio tempo, Sì, lo scorso anno erano 76, lo ricordiamo, nel 2008 40, nel 2007 64, nel 2006 67 e a ritroso. Questo numero negli ultimi anni non si era mai raggiunto, un bel risultato per il binomio Aci-Lecce, scuderia piloti salentini e Ciocco Centromotori. Un gran bel risultato dal punto di vista degli iscritti, anche per via delle presenze, tutti i più alti piloti, i piloti di alta classifica del campionato italiano presenti qui a Lecce per questo terzo atto del campionato italiano rally. Bel risultato, dicevo, frutto dell'ottimo lavoro svolto dalla scuderia piloti salentini, da Aci Lecce e da Ciocco Centromotori, che organizzano insieme questa manifestazione quest'anno. Belle queste staccate, stiamo seguendo da vicino i ragazzi, i piloti con le 1600, Peugeot, Opel Corsa, Peugeot 106, qui si corre per divertirsi anche con dei mezzi artigianali, dei mezzi che devono costare poco. Maggior potenza con l'Opel che è partita è quella di Santo Siciliano Vincenzo Forte, è iscritta con la Rubicone Corse ma non abita in Romagna, è Santo Siciliano, abita nel Salento, ragazzi, abita nel Salento Santo Siciliano, lo osserviamo da tanti anni. Sì, Santo Siciliano, lo ricordiamo, e di Sporrano, come avevo detto poc'anzi, lo scorso anno vinse la classe FA7 nel challenge di zona, si classificò nono assoluto, sempre ripeto nella sezione challenge di zona, mentre nel 2001 insieme con Maraschio su Peugeot 306 N3 si classificò decimo assoluto e secondo di classe. Guarda come spingono bene, ragazzi, bene, siamo al finale, manca la partenza di Striani Cazzato, poi Cavallo Ferrini. Ecco quando si va al massimo con la velocità, la grinta guadagna molto, guardate, questa è la classe FA7 con la Astra 2016 valvole. E quella di Siciliano ora la Clio Williams anche qui in classe FN3 con Striani, Andrea e Luca Cazzato. Poi concluderemo col poker formato da Rocco Cavallo, Antonio Soffi, Giorgio Visconti e Lorenzo Filoni. Lorenzo Filoni e Visconti e Giorgio corrono con le vetture meno potenti del 106 FN1. Certamente siamo con una macchina che ha almeno 70 cavalli più dell'altra. Dunque abbiamo il tempo di Donatello Lazzo, brava, 4.35.9, chiude con 4.35.9, dietro Masciullo, Abazzella, Vescovi,
la Peugeot 106. Hanno corso dunque con la Peugeot 106 di Casarano Rally Team, Donatella Lato e Manuel. Andato bene Pepe Caputo con la Peugeot 413.3, a scalone davanti a lui con 413 netti, lo Schiavo, i fratelli Lo Schiavo che sono in testa al cielo di zona, sono andato forte con 410.9, davanti a lui vediamo Adamuccio ma con una 106 RC 2000 cilindrata, sempre Peugeot, lui che guida Lo Schiavo la Peugeot 106 1600. Davanti Lucrezio, Costenaro, Greco, Lucita che ha vinto la classe Abarth, trofeo Abarth 500.